Beh, ammettiamolo tutti, a chi non piace viaggiare? Stamattina mi sono svegliato e ho pensato, ho un sacco di persone che mi seguono da tutta Italia. Chi lo sa? Magari senza saperlo sono stato nella loro stessa città e loro non lo sanno nemmeno. Ho stampato una cartina dell'Italia da internet con tutte le regioni e ho deciso che andrò ad evidenziare tutte le regioni italiane raccontandovi dove sono stato di preciso e perché. Vorrei evidenziarla tutta, ma purtroppo no. La prima regione che evidenzio, il Veneto, quella dove abito, ovviamente. Non sto nemmeno qui a raccontarvi. Il mio cuore sarà sempre Veneto e ragazzi, se non l'avete neanche ancora visitata, vi conviene farlo al più presto. L'ho praticamente visitata tutta ed è tutto bello. La seconda regione che evidenzio è la Lombardia. Sono stato a Milano più di una volta per diverse opportunità lavorative e anche perché ho amici che ci studiano. È sempre incantevole e ogni volta che ci vado c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Ci torno sempre quando ho l'occasione e non vedo l'ora di ritornarci. In Piemonte ci sono stato, se non erro, in gita scolastica a Torino, ma tantissimi anni fa. Tra l'altro ho un vuoto di memoria perché non ricordo nemmeno cosa ho visitato di preciso. Sicuramente diverse cose. Il museo egizio, quello me lo ricordo. Quarta regione che evidenzio, bellissima, la Toscana, incantevole. Sono stato alle Cinque Terre. Il mare è stupendo, bellissimo, ci ritornerei anche domani. L'unico problema è che è troppo costosa. E poi ho visitato la meravigliosa Firenze con la mia ragazza, accogliente e magnifica con tutta la sua arte, cioè veramente assurdo. E mi piacerebbe ritornare per visitare Pisa. Emilia Romagna, ci sono stato tantissime volte, anche perché dista veramente pochissimo da dove abito io in Veneto. Infatti sono stato a Ferrara e a Bologna tantissime volte e anche a Piacenza, che ho adorato tantissimo. Oddio, a ripensarci mi viene fame. Le Marche hanno un posticino nel mio cuore che a mio avviso ha veramente dei paesaggi stupendi, non avete idea. Sono stato 2 volte a Sirolo, bellissimo. Penso sia la mia meta preferita per andare in vacanza. Voi, se abitate lì vicino, siete fortunati di più. E poi sono stato anche a Recanati, la città di Leopardi, stupenda, cioè mi ricordo queste distese lunghissime di girasoli. Scendendo in basso, la prima regione che coloro è la Campania. Fresca, sono stato l'anno scorso a Napoli con la mia compagnia di amici e con l'occasione ho anche visitato gli scavi di Pompei. Però vi giuro, quando ci sono stato io faceva un sacco caldo, cioè troppo. In Puglia ci sono stato in vacanza con la mia famiglia. Mi ricordo di essere sceso in macchina, allucinante. Cioè, ma scherziamo? Vi giuro, non finiva più la strada. Zona Foggia, se non ricordo male, sono stato in un villaggio turistico. Era tutto così immenso, tutto così azzurro, tutto così blu. E tra l'altro c'era una temperatura da favola, mi ricordo si stava benissimo con quell'arietta. Ultima regione che si aggiudica la medaglia del mare più bello, ovviamente, la Calabria. Ci sono stato molti anni fa, sempre con la mia famiglia. E udite, anche qui sono sceso in macchina, però vi giuro me la ricordo questa vacanza come se fosse ieri, perché c'era un mare incantevole. Ho visitato Crotone perché la mia famiglia ha amici da quelle parti lì. Zona Punta delle Castelle, spero di averlo detto giusto, adesso non mi ricordo. Mi ricordo questo castello immenso in mezzo al mare. E ragazzi, non sto qua a raccontarvi di tutte quelle spiagge che ho visitato con pochissime persone. Vi giuro ragazzi, cioè ci ritornerei domani. Surreale è il termine giusto. Allora, evidenzio anche il Trentino, però io ho davvero vaghi ricordi di esserci stato, forse da piccolo, ma non saprei raccontarvi la mia esperienza, non mi ricordo neanche dove, ma sono sicuro al 100% di esserci stato. Conto di ritornarci per potervene parlare. Per il resto ragazzi, tutte le ragioni che non ho evidenziato è perché purtroppo mi mancano. Anzi, facciamo così, allora, conservo questo foglio e vi aggiorno di volta in volta colorando le regioni sul mio profilo Instagram, quindi seguitemi per gli aggiornamenti. Ovviamente non seguitemi solo lì, seguitemi ovunque. Sto pensando che potrei fare la stessa cosa anche con la cartina europea, voi cosa dite? Buoninotti!